L'ennesima aggressione nella zona di Via Piave, tossicodipendenti si drogano in pieno giorno davanti a tutti. Il racconto dei residenti esasperati, ostaggi di questa situazione drammatica che chiedono ancora aiuto. Ancora un incidente in A4 tra San Stino e Cessalto, scontro fra tre mezzi pesanti, un autista ferito, code e rallentamenti verso Venezia per tutta la mattinata. Nel pomeriggio altro incidente tra camion in tangenziale a Mestre, allerta per il caldo intenso, nuovi malori, stato di attenzione anche domani e giovedì per temporali in arrivo, già oggi le prime grandinate in montagna, fenomeni attesi anche sulle coste. Dopo le polemiche sul taglio di 2 milioni alla Biennale da parte dell'Unione Europea per il padiglione Russia, sulla questione interviene a ring il sindaco di Venezia Venturini, che parla di ipocrisia. Dall'Anara ripiena, i bigo in salsa, anche nelle cucine della tradizione veneziana cominciano i preparativi per la festa del Redentore che si celebra tra sabato e domenica. Dopo George Clooney annunciato il secondo Leone d'Oro alla carriera, la mostra del cinema di Venezia a ritirarlo sarà la 93enne Ellen Burstyn, interprete dell'esorcista e di Alice non abita più qui. Edizione di Venezia, buonasera, ben ritrovati. Prima di entrare nel dettaglio delle notizie di cui abbiamo letto insieme i titoli, il quesito che vi stiamo proponendo oggi per capire la vostra opinione sul tema Biennale di Venezia e taglio dei fondi. La vostra opinione si esprime telefonando a uno dei due numeri sovraimpressione, sentirete il segnale di occupato, ma in questo modo la vostra opinione viene registrata in forma anonima e gratuita. Dunque, russi alla Biennale, giusto il taglio dei fondi dell'Unione Europea, sì o no? I risultati poi questa sera nel corso di ring dalle 20:45. La cronaca, un'altra aggressione nei pressi di Via Piave con tossicodipendenti che si drogano in pieno giorno davanti a tutti. Il racconto dei residenti esasperati che sono ostaggi di questa situazione drammatica e che chiedono ancora aiuto. Sono passate da poco le 12 e in una laterale di Via Piave a Mestre questa è la situazione. Una persona che non curante né di residenti né di passanti si abbassa gli slip per farsi una dose. Nulla di nuovo, racconta esasperato e impaurito chi ogni giorno si trova di fronte a episodi come questo. Sera non possiamo più uscire perché da tutte le parti, ma non solo di sera, anche di pomeriggio, a qualsiasi ora del giorno, ci sono tossicodipendenti che si fanno con le loro sostanze, sono molto aggressivi e la problematica è anche affrontare i pusher, quelli che gli forniscono la merce, che è una situazione di degrado ormai generalizzato. In qualsiasi meandro, qualsiasi angolino, qualsiasi posto si trovano queste persone che si fanno delle loro sostanze. Nonostante commercianti e residenti della centralissima Via Piave stiano facendo di tutto per evitare di essere ostaggio di tossicodipendenti e spacciatori che si nascondono in ogni angolo, proprio come questo, dove è pieno anche di tracce di sangue, la situazione, dicono, non cambia. La presenza delle forze dell'ordine è visibile, dicono, ma non porta a nulla. La polizia non fa niente, non interviene. È solo come deterrente visivo, ma non come presenza in caso di episodi e allontanare queste persone. Non possono intervenire perché loro hanno le mani legate, intervengono solo e esclusivamente se trovano la simultaneità tra la vendita e l'acquisto delle sostanze. I residenti si sentono ostaggio di queste persone. Loro dicono che sono padroni nella strada, sono loro padroni del territorio e quindi se si fanno delle segnalazioni alla polizia veniamo minacciati. L'ultimo episodio in piena notte all'angolo con Via Gorizia, quando un uomo di circa 40 anni italiano è stato trovato a terra sanguinante dopo essere stato aggredito al culmine di una lite per futili motivi. La polizia intervenuta sul posto sta indagando. Questo uomo che non si muoveva, completamente fermo a terra, poi ha cercato di mettersi seduto ma non ce l'ha fatta e a quel punto ho visto che quando si è mosso gli scendeva del sangue dal braccio destro e per terra si vedeva chiaramente una pozza di sangue. Sono 3 giorni che praticamente qui su Via Nervesa a lato di Via Piave non si passa una notte tranquilla. Siamo circondati da vagabondi e si spaccia alla luce del sole, anche di prima mattina
e durante la notte. A un certo orario non si può più uscire. Adesso hanno fatto questa festa qua nei giardini, ma prima quando non c'era questa faceva paura la sera, anche se dobbiamo andare a fare la spesa o buttare l'immondizia. Siamo abbandonati completamente. Ma c'è un altro fenomeno a cui far fronte, racconta ancora un residente. Oltre a lo spaccio e l'utilizzo delle sostanze c'è anche il borseggio che avviene proprio in via Piave in maniera molto ormai indiscriminata e nessuno interviene. La richiesta è sempre la stessa. Una stazione di polizia fissa, un container con la polizia H24 e saremo molto più sicuri. Perché vengono le ronde, girano ma fanno niente. Quando vengono la polizia gli spacciatori scompaiono, però appena va via la polizia di nuovo compaiono come funghi. Ancora un incidente stradale in autostrada 4 nel tratto maledetto fra Sestino e Cessalto, coinvolti 3 mezzi pesanti, un autista è rimasto incastrato fra le lamiere e non sarebbe in pericolo di vita, code e rallentamenti in direzione Venezia e poi un altro incidente anche in tangenziale. Ennesimo incidente in A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e Cessalto, dove 3 camion si sono tamponati. Erano circa le 8:30 del mattino quando i 3 mezzi pesanti che viaggiavano in direzione Venezia si sono scontrati. Uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere. L'uomo, estratto dai vigili del fuoco, è stato affidato alla cura dei sanitari e non è ora in pericolo di vita. Per consentire l'arrivo dei soccorsi è stato chiuso il tratto tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia, con l'uscita obbligatoria a Portogruaro. Chiuso anche lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione Venezia. Disagi al traffico, lunghe code per tutta la mattinata. Il tratto è stato riaperto intorno alle 11:15. Nel primo pomeriggio, invece, sulla tangenziale di Mestre si sono scontrati altri 2 camion, causando pesanti ripercussioni sul traffico, con code fino a 3 km in direzione Trieste. Il sinistro è avvenuto all'altezza dello svincolo Castellana. Uno dei conducenti, rimasto incastrato all'interno della cabina di guida, è stato estratto dai vigili del fuoco e soccorso dal personale del SUEM 118. Con la cronaca andiamo a Campocroce di Mogliano Veneto per una rapina in farmacia. Un uomo col volto travisato, armato di pistola, si è fatto consegnare i soldi in cassa, circa 600 euro, poi è fuggito. Secondo il farmacista sarebbe un gesto dettato dalla disperazione. Verso le 11, 11 e un quarto più o meno, entra questo personaggio un po' tutto mascherato, diciamo, con un cappello da pescatore, occhiali e mascherina, e con in mano una pistola. Spostatevi e datemi i soldi. Poche parole del rapinatore che ha fatto irruzione nella farmacia di Campocroce. Un colpo fulmineo in 2 minuti, ci ha detto il farmacista, è entrato ed uscito con il bottino. Circa 600 euro. Sono stati attimi di paura. Lui continuava a puntarci questa pistola addosso. Abbiamo provato a vedere se la pistola sembrava, diciamo, fosse finta o vera. Era una riproduzione fatta bene oppure era vera, quindi ci siamo messi in disparte e niente, abbiamo aspettato che lui si servisse dalla cassa e poi è uscito, quindi è stato tutto rapido e fortunatamente indolore, ecco. L'uomo è arrivato in bicicletta particolare che potrebbe far pensare fosse del posto, non sicuramente giovane, addosso tuta e ciabatte. Sembrava, sì, ecco, un anziano, credo sia più un gesto di disperazione più che uno che lo fa spesso. Durante la rapina, a mano armata, nessun cliente era dentro la farmacia. Non c'era nessuno, ma lui si era accertato che non ci fosse nessuno perché abbiamo visto dalle telecamere che è stato qui fuori 1 minuto e poi è entrato quando ha visto che non c'era nessuno. Prima di entrare si è accertato non ci fosse più nessuno dentro, poi ha agito. Abbiamo fatto tutto quello che ci ha detto, ha spiegato, qualsiasi reazione poteva peggiorare la situazione. Si è arrangiato, ha fatto tutto da solo, ha preso i soldi della cassa, se li ha messi in tasca e è uscito nascondendo la pistola dentro questa tracolla, questa borsa tracolla, ecco. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri con 2 auto che hanno perlustrato la zona alla ricerca del rapinatore che ha fatto perdere le tracce, ma l'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, immagini al vaglio degli investigatori. È un'estate davvero strana quello che stiamo vivendo, tra ondate di calore, siccità ma anche allerta temporali e per tutto questo c'è l'allerta gialla.
Il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali in vigore dal pomeriggio di mercoledì 15 fino alla mattina di giovedì 16 luglio. Secondo le previsioni di ARPAV sono attesi rovesci e temporali che interesseranno inizialmente le zone montane e pedemontane per poi estendersi in serata e nella notte anche alla pianura e alla fascia costiera. I fenomeni potranno risultare localmente intensi con forti rovesci, raffiche di vento e possibili grandinate. La Protezione Civile invita dunque la popolazione a prestare particolare attenzione agli aggiornamenti meteo e a limitare gli spostamenti non necessari durante il passaggio dei temporali. Nel frattempo resta alta l'attenzione anche sul fronte della siccità. La ridotta portata del fiume Adige continua infatti a favorire il fenomeno del cuneo salino, con ripercussioni anche sull'approvvigionamento idrico. Per questo Veritas ricorda l'importanza di utilizzare l'acqua con responsabilità, preferire la doccia al bagno, chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico e recuperare l'acqua, ad esempio quella usata per lavare frutta e verdura per annaffiare le piante. Piccoli gesti quotidiani che sommati possono contribuire a preservare una risorsa preziosa. L'Unione Europea ha tagliato finanziamenti per 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia per la presenza del padiglione russo. Sulla questione interviene anche il sindaco di Venezia Simone Venturini, ospite del nostro direttore Ferdinando Avarino nello studio di Ring. Io credo che la Biennale debba fare arte e quindi l'arte è anche l'occasione per gettare ponti di dialogo con il resto del mondo, per aprire canali di comunicazione che la politica non può aprire o non riesce ad aprire, e quindi che la Biennale provi a parlare attraverso il linguaggio dell'arte a tutti gli stati del mondo, a tutti i popoli del mondo è secondo me cosa sacrosanta. Dopo le recenti polemiche sul taglio di 2 milioni alla Biennale da parte dell'Unione Europea per il padiglione Russia, sulla questione interviene il sindaco di Venezia Simone Venturini. Quello che credo è che è un continente un po' ipocrita l'Europa ultimamente, cioè è un continente che da un lato fa delle sanzioni e punisce la Biennale, poi continua in maniera magari indiretta a comprare il petrolio e il gas russo per farlo affluire negli stati. Quindi dovremmo essere tutti quanti un po' meno ipocriti a livello europeo, come ci siamo impegnati per distruggere l'industria dell'auto, adesso stiamo lì uccidendo gli ultimi posti di lavoro che ci sono nella filiera classica tedesca italiana per andare a importare macchine in Cina o le caldaie a condensazione che non si possono più realizzare, quindi davvero siamo anche molto masochisti come continente, quindi credo che l'Europa abbia problemi ben più gravi di togliere 2 milioni di euro alla Biennale e sarebbe meglio che si occupasse di quel tipo di problemi così gravi oggi. Ospite del vice direttore Avarino nella trasmissione Ring, il sindaco ha poi spiegato come la città affronterà l'arrivo dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta col suo maxi yacht di 117 metri in occasione del Redentore e che sarà motivo di contestazioni già annunciate. Venezia è abituata a questo tipo di presenze, è una città che gestisce questo tipo di visite quotidianamente, costantemente, quindi i dispositivi di sicurezza sono al massimo. Sicuramente è una visita importante perché l'America è oggi il primo alleato extraeuropeo dell'Italia e quindi è sicuramente una potenza significativa. Ecco, è un momento un po' particolare di tensioni tra l'Europa, l'America, la Cina, quello che accade in Iran. Stiamo lavorando in modo che la sua presenza, stiamo provando a convincere insomma tutti, non in qualche modo occluda la visuale dei cittadini che sono sulle rive, quindi stiamo anche ragionando con la prefettura e con i dispositivi di sicurezza perché questa sua presenza non sia comunque vista come di intralcio alla vista dei fuochi. Questo è molto importante e lo stiamo spiegando insomma alle autorità. Per la prima volta l'onorevole veneziana Martina Semenzato si è espressa sulle affermazioni di Roberto Vannacci, che aveva negato il termine femminicidio. Vannacci è un incursore e quindi ha fatto un'incursione anche su questo tema con una grande consapevolezza che si chiama marketing politico, perché femminicidio e violenza di genere sono due argomenti particolarmente attenzionati ovviamente dalla collettività e con una grande ricaduta di dibattito. La presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, Martina Semenzato, commenta per la prima volta intervenendo nella trasmissione Focus le affermazioni di Roberto Vannacci, secondo cui il femminicidio è un omicidio al pari degli altri. La legge sul femminicidio, che è la legge 181, che è un provvedimento molto complesso, non è che pone la distinzione tra l'omicidio di una donna e l'omicidio di un uomo. Quello su cui pone l'attenzione è la specificità del movente. E secondo me essere in Europa la nazione che prima ha voluto normare
la fattispecie autonoma di femminicidio è un elemento di vanto, non esattamente il contrario. E io mi chiedo, ma siamo sicuri che il femminicidio non esista? Abbiamo il coraggio di dirlo a Gino Cecchettin e alle 47 pugnalate che sono state date a Giulia Cecchettin, perché poi abbiamo anche un dovere morale di quello che diciamo. Quindi io ritengo che questo marketing politico dovrebbe avere anche un'etica quando si fanno delle uscite che sicuramente hanno attenzionato l'argomento. Io ritengo che voglio dire, il femminicidio oggi va attenzionato per quello che è, i numeri per fortuna sono rincuoranti e quindi su questa strada si deve lavorare. Infine l'onorevole Semenzato conclude. Ma se non mi difende come donna un generale, uomo delle istituzioni, padre di famiglia che ha nei valori fondanti la lealtà, l'intervento, chi mi difende come donna? Allora è vero, è proprio un mondo al contrario, è evidente. Si avvicina la festa del Redentore, la notte famosissima, tutto pronto anche in cucina. Venezia si prepara a vivere una delle sue tradizioni più amate e sentite. Tra il ponte votivo che collega le zattere alla Giudecca, le tavolate allestite lungo i canali e l'atteso spettacolo pirotecnico nel bacino di San Marco, la città rinnova una celebrazione che affonda le sue radici nel voto pronunciato dalla Serenissima per la fine della terribile peste del Cinquecento. Un appuntamento che unisce fede, storia e festa popolare e che quest'anno richiamerà migliaia di veneziani e visitatori. Anche gli chef cominciano le preparazioni per il menù del Redentore all'insegna dei piatti tipici della tradizione. Quello che si serve sarebbe il saor, poi che sei i bovoetti, l'anara ripiena, i bigo in salsa, fatta proprio antica ricetta, e dopo anguria. Spazio dunque ai sapori della tradizione veneta, ma che nel tempo hanno lasciato posto anche ai palati dei turisti e soprattutto americani meno abituati ai gusti forti e intensi. Molto buoni se i bigo in salsa, che è questa pasta di grano duro che viene preparata con la cipolla e le acciughe, che sono molto gustose e si possono addirittura non solo servire calde, ma volendo si possono mangiare anche fredde, perché di solito quando si va appunto in barca i bigo in salsa freddi sono buonissimi. Il Redentore a livello spirituale è un momento, diciamo, di una chiusura di un evento epocale. A livello di cucina è ovvio che penso all'anara ripiena con i suoi bovoetti e diciamo il saor, insomma, si festeggia. Se dovrei andare in barca, ma non posso. E chi non può essere a Venezia potrà seguire sull'Antenna 3 proprio sabato sera, la notte dei fuochi dalle 20:10, collegamenti con i nostri inviati da Palazzo Ducale alla Giudecca e poi il grande spettacolo pirotecnico col naso lì su per 40 minuti. Il calcio, il Venezia verso la nuova stagione in Serie A, ha iniziato la preparazione nel Bellunese. Sono 36 i calciatori del Venezia Football Club saliti nel ritiro in montagna a Falcade agli ordini del mister Giovanni Stroppa e del suo staff, al lavoro per una nuova stagione da protagonisti anche in Serie A, dopo la splendida vittoria del campionato di B. Solidità è una delle parole chiave di questo inizio stagione. Il direttore sportivo e general manager del club Filippo Antonelli ha già quasi completato la rosa da mettere a disposizione del tecnico, una squadra che abbia nelle sue radici, come la società, la città che rappresenta. Ogni volta che vado a Venezia, per me Venezia è un qualcosa di unico. Dico sempre che è un miracolo dell'uomo e della natura, e quello che può sembrare un po' la sua debolezza, tra virgolette, perché è una città costruita sull'acqua, e invece è stata un po' poi la sua forza e la sua ambizione, la sua voglia di resistere, non l'ha fatta conquistare da nessuno. Ecco, questo è un po' quello che a me piace, che il Venezia come società, come squadra di calcio si deve ispirare un po' alle radici della nostra città. Al centro del nuovo progetto tecnico c'è sempre più Giovanni Stroppa, condottiero inimitabile della promozione in A, legatissimo da sempre ad Antonelli, che proprio nella barca del direttore davanti a San Marco ha firmato allo scoccare della mezzanotte il rinnovo del suo contratto per altri 3 anni, più l'opzione per un quarto. Sempre più al centro del progetto Venezia. Sempre più responsabilità. Responsabilità che chiaramente mi riempiono di orgoglio, perché comunque
aver riconosciuto il lavoro e avermi scelto per proseguire questo progetto tecnico è sicuramente motivo di grandissima soddisfazione. Tutti pronti al lavoro, la fascia di capitano andrà molto probabilmente a Gianluca Busio. Mi è piaciuta la parola che ha detto il direttore, solidità e equilibrio. È chiaro, senza poi non dimenticare quello che potrebbero essere le caratteristiche dei giocatori, la fantasia dei giocatori, la qualità, il dribbling, i colpi dei giocatori, perché comunque si cercherà sempre di poter vincere le partite. È chiaro che è un campionato molto diverso e sicuramente lo sarà rispetto a quello che abbiamo appena disputato. Lo faremo nel modo, mi auguro, migliore possibile per stare dentro questa categoria. Dopo quello attribuito a George Clooney, la Biennale di Venezia ha annunciato il secondo Leone d'Oro alla carriera. Sarà per l'attrice statunitense Ellen Burstyn, premio Oscar per Alice non abita più qui di Martin Scorsese e interprete anche tra gli altri dell'Esorcista. Burstyn presenterà anche il cortometraggio Flash Impact in cui omaggerà Marilyn Monroe a 100 anni dalla nascita. Tutto per questa sera, dopo la sigla del meteo. Buona serata.